Nascosta dietro la mureta qua? Vedo la siepe fra qua. Stuprata e rapinata. Poteva essere questo il destino della cinquantenne trevigiana trovata ieri poco dopo le 4 del pomeriggio lungo via Buel del Lovo tra Silea e Roncade. Trovata rannicchiata e piangente nella siepe dietro a questo muretto dai primi soccorritori allertati dalla sirena d'allarme di questa casa. Lo sentiamo gridare dietro la siepe, ma non si vedeva niente. Dopo un attimo è venuta fuori una signora tutta piena di sangue sulla maglietta. E questa qua mi hanno aggredito, aiuto. Francesco Lovisetto e la moglie le prestano i primi soccorsi mentre sul posto arrivano un'ambulanza e alcune pattuglie dei carabinieri. Questa signora era tutta tagliata alle mani con tanto sangue. La cinquantenne è sotto shock racconta di un ciclista che avrebbe quasi investito, della richiesta di quest'ultimo di essere portato a casa e delle indicazioni che invece portavano a questo edificio abbandonato. A quel punto il personaggio ha estratto un coltello, da quello che racconta sempre questa signora, e lei per difendersi l'ha preso per la lama e si è tagliata. Ecco. L'aggressore, preso alla sprovvista dalla reazione, si è dato la fuga sui campi, mentre la donna avrebbe ingranato la retromarcia della sua Renault Captur finendo nel fosso. Certo che la signora era sotto shock notevole. Non era una ragazzina, era una signora matura, mi ha detto che era una mamma con 2 bambini. Sicuramente l'incidente era stato architettato visto che la bicicletta investita è subito scomparsa, da qui il possibile movente della rapina, che sarebbe finita quasi sicuramente con lo stupro dietro alla casa abbandonata, luogo conosciuto da chi abita in zona e dove la vittima sotto la minaccia del coltello avrebbe dovuto condurre l'auto. Le coppiette decisamente, ma quelle che fanno quello che devono fare, è che sembra che siano intervenuti anche i carabinieri, perché vanno magari a spartirsi il bottino, è già successo là, in quel punto là.